fasce d'acqua e non appena si riaffaccia un pallido sole si sbocconcella tranquillo una banana. Al resto pensano i suoi gregari che fanno l'andatura. Ugo Koblet davanti alla nostra macchina da preda trova ancora la forza per sorridere, ma il suo purtroppo è un riso amaro, ben diverso da quello che sfoggiava l'altra sera a Bolzano. Coraggio Ugo, gli sportivi italiani hanno apprezzato il tuo valore e da oggi senza dubbio ti pongono sullo stesso piano del loro più grande idolo. E questo, credi, è un titolo d'onore. Bartali invece non ha preoccupazioni, lui ha fatto il giro come un semplice turista e adesso che tutto sta per finire ci beve sopra. Sulle placide acque del lago di Como sembra rispecchiarsi tutta la storia del Giro e dei suoi grandi protagonisti. La storia di Ugo Koblet, 2 volte sfortunato all'inizio, ma sempre risparmiato dalla generosità del suo cavalleresco avversario e poi stupenda maglia rosa per 3/4 del percorso, contrariamente alle previsioni dei tecnici che lo volevano battuto sin dalle tappe a cronometro. La storia dell'epico duello dolomitico conclusosi con una vittoria platonica di Coppi, che non riusciva a strappare al rivale il simbolo del primato. E infine la storia dell'ultima grande impresa di Fausto, solitario signore dello Stelvio, di Fornara e di Bartali, battuti solo da un grandissimo campione, e di tanti altri corridori che in questo giro hanno trovato la loro consacrazione, come Monti, De Filippi, Scoletto, Conterno, come Vaneste e Assirelli, eroi di un giorno. Fanno allarmi nella carovana, l'unica preoccupazione degli autisti sarà quella di evitare la folla immensa che si assiepa ai margini delle strade. Così siamo giunti quasi senza accorgercene alle porte di Milano. E i corridori si preparano a disputare l'ultima volata. Il Vigorelli ci appare nereggiante di folla come mai lo avevamo visto. E la passione che i 15.000 spettatori hanno contenuto a malapena per 3 o 4 ore esplode con la violenza della folgore. Coppi, Coppi, invoca la folla, ma Fausto è confuso nel gruppo, pago del suo successo. Una vittoria al Vigorelli va invece gola a Magni, che magnificamente tirato da Baroni piazza il suo spunto micidiale negli ultimi 200 metri e resiste al disperato finale di Maggini che gli termina a una ruota. Come per un incanto il prato del Vigorelli si trasforma in una borgia infernale. Tutti vogliono vedere da vicino Coppi e quasi lo soffocano nel loro irrefrenabile amplesso. Dopo il trionfatore sfilano sulla pista magica la maglia verde Ugo Koblet. La rivelazione Fornara, un piemontese che discende da un solido ceppo. L'intramontabile Bartali che appare quasi stupito da tanto entusiasmo. E poi tutti gli altri protagonisti di rilievo. Si chiude così in un'apoteosi di folla la 36esima edizione del Giro d'Italia che ha consacrato un nuovo clamoroso successo dello sport ciclistico italiano.